amministratore né un agricoltore, sono un cittadino siciliano che pretende i suoi diritti. No, tutta l'ambaratura un minuto e mezzo. Se faccio parlare mezz'ora ti devo tagliare. Però così, ma i miei diritti quali sono? Ma io dico un attimo, l'applicazione dello statuto, io solo questo volevo dire. Cioè, la politica no. se non mi sa dire che l'applicazione della politica pure. Entra anche da voi la politica? Voi siete cavallo, intendete mollare. Noi non intendiamo mollare perché c'è un piccolo che è un grosso discorso per noi e tiene tutto il popolo siciliano. Noi veniamo di una delegazione dove ci sono famiglie che in Sicilia non riescono a mettere la mensola sul fuoco per cucinare. Ci sono la possibilità. Noi abbiamo dato tanto a tutto lo Stato italiano come traccia, movimenti e cultura, ma siamo sempre stati visti come gli accattoni e degli infami. Invece informiamo sta gente che siamo dotate. Allora lui sarà la Camera non parlerà che lui è siciliano, non lo È meglio che si spiega bene. Fate parlare uno che sa spiegare, non perdete tempo. Mettiamoci d'accordo.